Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Palermo 8 bambini feriti nello scontro fra il loro scuolabus e 3 auto parcheggiate. Al pronto soccorso anche la maestra a bordo e il conducente del mezzo. Nessuno di loro è grave. Milazzo, gli investigatori passano al setaccio la vita privata dell'uomo trovato cadavere in un sacco, forse un omicidio per vendetta. A Palermo, attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Aurora, la giovane hostess morta a Vienna, caduta dal balcone. I parenti continuano a non credere si sia trattato di suicidio. Spuntano altri nomi nelle intercettazioni sullo scandalo corruzione all'Assemblea regionale. C'è anche un sacerdote, nessun nuovo indagato. A Catania si infiamma la protesta dei commercianti contro la chiusura per lavori del Castello Ursino e la pedonalizzazione della piazza, esposta una bara, l'avete vista poco fa, per celebrare polemicamente il funerale dei ristoratori rimasti senza clienti. A Siracusa ondata di indignazione per la raccapricciante esecuzione di una cagnolina sui binari della ferrovia. Gli animalisti chiedono giustizia per Timida, come si chiamava la povera bestia, e ora spunta la confessione shock di un muratore. Musica, nel cuore di Agrigento, affettuoso omaggio a Pino Daniele. I musicisti storici di Nero a metà insieme in uno spettacolo unico nella suggestiva cava dell'Efebo. Calcio, a Palermo salta l'affare Elia con i rosanero che puntano su Giasì dell'Empoli. A Catania, dopo Casasola, si attende il sì di Pieraccini e Donnarumma. Mercato in stand-by a Siracusa. Bentrovati. Dunque, a Palermo un incidente stradale coinvolge ancora una volta uno scuolabus. In ospedale 8 bambini, la maestra e il conducente del mezzo. Per fortuna nessuno sembrerebbe grave. Indagini in corso a Brancaccio. Tonino De Mana. A distanza di 10 giorni la storia si ripete, e sempre a Palermo. 8 bambini, la maestra e il conducente di uno scuolabus sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Brancaccio. Il mezzo, intestato al centro diaconale La Noce della chiesa valdese, è finito su 3 auto parcheggiate a ridosso del marciapiede. I bimbi sullo scuolabus, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati all'ospedale Buccheri La Ferla. Le loro condizioni non sembrano preoccupanti, così come quelle della maestra e dell'autista del mezzo di trasporto. Per agevolare l'azione dei soccorritori ed effettuare rilievi di legge, il tratto di strada in questione è rimasto chiuso per diverso tempo. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica ed accertare responsabilità. La squadra mobile di Messina e la procura di Barcellona passano al setaccio la vita privata dell'uomo trovato cadavere ieri pomeriggio rinchiuso in un sacco a Milazzo. Forse si è trattato di una vendetta. Francesco Triolo. Ha un nome il cadavere ritrovato ieri pomeriggio a Milazzo dentro un sacco nero della spazzatura. Salvatore Italiano, 84 anni, abitava non lontano dal luogo dove è stato ritrovato, privo di telefono cellulare e documenti. Ma la vicenda è tutta da ricostruire. Gli agenti della squadra mobile di Messina, sotto il coordinamento della procura di Barcellona, stanno scavando nella sua vita privata per capire cosa possa essere avvenuto. Una delle piste seguite è quella della vendetta personale. Italiano era incensurato, aveva un magazzino dove teneva le botti e vendeva il vino proprio all'inizio di quella strada. Un carattere non facile, almeno così lo raccontano, aveva l'abitudine di denunciare per qualsiasi cosa che non gradiva. Il corpo, ad una prima analisi, non era in decomposizione e le sue condizioni aprono all'ipotesi che l'omicidio possa essere avvenuto nella mattinata di ieri o al massimo nella serata di mercoledì. Omicidio perché la presenza di almeno 2 fori di pistola, una alla testa e una al petto, lasciano pochi dubbi, almeno sulla modalità. Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero rivelarsi decisive nell'individuare il passaggio di autovetture, compresa quella che avrebbe trasportato il sacco nero col corpo dell'86enne. A Palermo è in corso l'autopsia sulla salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess morta a Vienna, precipitata dal 3° piano della sua abitazione. L'esame dovrà chiarire i tanti dubbi. Marco Cullà.
C'è attesa per l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana precipitata dal terzo piano della sua abitazione a Vienna. In questi minuti i medici del Policlinico di Palermo stanno ultimando l'esame autoptico. Il caso in Austria è stato archiviato come suicidio, ma la famiglia della 24enne non ci sta. Il padre e le zie hanno consegnato il cellulare della giovane in modo che tramite messaggi si possa capire qualcosa in più sul rapporto col fidanzato, al momento indagato dalla procura di Palermo per istigazione al suicidio. Ieri notte sono stati eseguiti sul corpo della giovane gli esami radiologici. Diciamo di una morte avvenuta chiaramente in modo strano, in modo complesso nella sua complessità, quindi è un atto fondamentale per accertare se oltre le lesioni da caduta vi fossero altro genere di lesioni. Tanti gli interrogativi che in questo momento spingono la famiglia Maniscalco ad avere dubbi sulla morte di Aurora. Perché la telefonata ai genitori della giovane è arrivata dopo diverse ore e non subito? Un elemento importante per capire cosa sia accaduto è il cellulare di Aurora, che per ore dopo la sua morte è stato in mano proprio al fidanzato Elio Bargione. A Barcellona Pozzo di Gotto la polizia ha sequestrato beni per un valore di 250.000 euro a 4 esponenti della locale famiglia di Cosa Nostra. Sono tutti indagati di associazioni di tipo mafioso, peculato ed estorsione. Un'impresa per lo smaltimento dei rifiuti e la demolizione di veicoli era di fatto proprietà della Cosca e dei suoi parenti ed era utilizzata come strumento di arricchimento illecito. Doccia fredda ad Augusta, alta concentrazione di diossine nell'area vicina ad Ecomac, lo stabilimento distrutto da un grosso incendio. Il sindaco di Mare ha denunciato l'azienda, mentre in prefettura a Siracusa è in corso, mentre trasmettiamo, un vertice. E adesso nell'Interland la paura corre veloce. Francesco Aloi. Diossine e furani sopra la soglia limite, soprattutto nell'area limitrofa allo stabilimento Ecomac di Augusta e nella vicina Melilli. Sono i primi dati che emergono dai campionamenti di ARPA, dopo il grosso incendio di tonnellate di rifiuti, in gran parte plastica. Adesso, per chi vive nell'Interland, c'è preoccupazione. Abbiamo preso la decisione di comune accordo con tutta la giunta comunale e i rappresentanti del consiglio comunale di recarci presto alla stazione dei carabinieri ed esporre una querela contro tutti i responsabili delle fiamme che abbiamo visto in questi giorni. Mentre l'incendio, quasi una settimana dopo, non è ancora del tutto domato, in questi minuti in prefettura è riunito un tavolo tecnico a cui stanno partecipando anche ARPA ed ASP. Tra i valori che avrebbero superato la soglia limite, anche altri composti come benzene, toluene, propene e stirene, sostanze dannose che si sarebbero diffuse con velocità, favorite dal vento. Ma adesso ci si chiede quali possano essere le conseguenze per i residenti che non hanno rispettato le ordinanze di rifugio al chiuso. La plastica rilascia furani e diossina che sono considerati degli inquinanti cronici, cioè è difficile poi eliminarli, che vengono eliminati, ed è pericoloso anche per i terreni, per le persone e per gli animali. Intanto i monitoraggi dell'ARPA proseguono, riflettori puntati anche sui campi dove le diossine avrebbero potuto depositarsi. A Palermo spuntano nuovi nomi nelle intercettazioni dell'inchiesta sulla corruzione all'Assemblea regionale e intanto le opposizioni alzano il tono dello scontro. Maglio Viola. Una mozione di sfiducia al governo, la annuncia il deputato Ismaele Lavardera, che punta a tornare alle urne. La mozione sarà presentata nelle prossime ore, dice il leader di Controcorrente, ma per essere trattata dovrà raccogliere consenso. È l'ultima novità politica nell'inchiesta sulla presunta corruzione fra Ars e Regione Siciliana. Ieri sera PD e 5 Stelle insieme avevano chiesto una nuova seduta d'aula nella quale riferisca stavolta il presidente della Regione, annunciando contemporaneamente una mozione di censura pentastellata all'assessore
Amata. Intanto continuano ad emergere nomi e dettagli nell'inchiesta. C'è un sacerdote, Antonino Treppiedi, organizzatore e curatore degli eventi di beneficenza della Fondazione Dragotto finanziati dall'ARS ma anche dalla regione siciliana. 100.000 euro per gli eventi del Natale e altri 25.000 euro per gli eventi dedicati alle donne. Parla a ruota libera con la Cannariato il sacerdote, ma i suoi toni non sono ecclesiastici. Trasuda livore verso l'ex direttore della Fondazione Federico II, Patrizia Monterrosso, messa da parte proprio da Galvagno. C'è poi anche il nome di Geronimo La Russa, figlio del Presidente del Senato. Neanche lui è indagato, ma la De Capitani è in fibrillazione per la visita importante in vista dell'accordo tra la Fondazione Federico II e la Pinacoteca di Brera. C'è un giro di telefonate nelle quali la Califfa, così la chiamavano, si vanta di aver stoppato il caso mediatico sulla mostra milionaria a Cannes. Ma sul fronte investigativo puro, l'unica cosa veramente rilevante è l'interrogatorio del nipote dell'assessore Amata, Tommaso Paolucci. Il giovane diciottenne mette a verbale senza remore di non aver sostenuto un colloquio, di essere stato assunto da Marcella Cannariato perché è amica di sua zia Elvira Amata e di riferire direttamente a lei. Dichiarazioni che per la procura sono la conferma del patto corruttivo fra Amata e Cannariato, sancito proprio dall'assunzione e dagli alloggi forniti al ragazzo gratuitamente da Cannariato. Catania, una bara e tanti lumini accesi per celebrare la morte della ristorazione in piazza Federico II di Svevia. I commercianti lamentano: abbiamo perdite anche del 70%. Siamo costretti a tagliare il personale o a chiudere. Tonino De Mana. Cosa rappresenta questa bara? La morte della ristorazione a Castellorsino. È ormai un funerale annunciato per i ristoratori di piazza Federico II di Svevia, alle prese con numeri da profondo rosso derivanti dalla chiusura per lavori del Castello Orsino e dalla pedonalizzazione, la cui istituzione, fortemente voluta dall'amministrazione Trantino, avrebbe portato alla desertificazione della zona. Ed ora si tirano le somme, i conti non tornano e i lumini si accendono. Possiamo quantificare il deficit? In questo momento siamo almeno 70% nei confronti dell'anno precedente. Manca qualcosa per avvicinare le persone alla piazza. Non stiamo lavorando più, stiamo lavorando di meno del 70%. È un coro unanime. Alcuni ristoratori annunciano gravi perdite che, nella migliore delle ipotesi, portano a drastiche riduzioni del personale. Cosa dobbiamo fare? Stiamo chiudendo tutti quanti, stiamo mandando via a tutti gli operai, non c'è altra soluzione da poter fare. Persone purtroppo che sono state mandate a casa e persone che ancora teniamo, ma sempre dando più giorni liberi a settimana. Eravamo 22 tra sala e cucina, oggi arriviamo a 12 il fine settimana. Se dovessi sedere al tavolo con il sindaco Trantino, cosa diresti? Prima di sedermi al tavolo con il sindaco chiediamo un incontro immediato. Il rischio chiusura e la conseguente morte delle attività ormai sono dietro l'angolo. Ancora a Catania, la sanità siciliana è in coda al sistema italiano. Non è soltanto una questione di posti letto. A denunciare le molte carenze sono i medici dell'Associazione Nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri, servizio di Orazio Longo. Se è vero che si prospetta una perdita di più di 300 posti letto nella rete ospedaliera isolana, è anche vero che i problemi della sanità siciliana non si fermano lì. A dirlo sono i medici dell'ANAO, l'Associazione Nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri, che si sono ritrovati a Catania in Piazza Università per un sit-in. Alcuni numeri: la mortalità cosiddetta evitabile, quella cioè che si potrebbe evitare con interventi sanitari efficaci, ammonta a 22 per 10.000 abitanti, la media italiana è di 19. Il sistema di emergenza-urgenza è pressato con circa 1.600.000 accessi ai pronto soccorso, dove le attese sono spesso lunghe e i medici lasciati da soli. Tempi lunghissimi anche per gli esami diagnostici, 77 giorni a fronte dei 43 di media nazionale. Ma lo scarto maggiore è nel tasso di emigrazione sanitaria, di chi insomma preferisce farsi curare altrove, 19,5% rispetto al 7,3 della media nazionale. L'aspettativa di vita in Sicilia è inferiore al resto d'Italia, 82 anni in Sicilia contro gli 83 anni della media nazionale, e questo vuol dire anche la qualità, si ripercuote sulla qualità delle cure. Il cittadino non rinuncia alle cure, siamo la percentuale più alta. La Sicilia è tra le regioni con il più alto ricorso a medici a gettoni. Nel 2024 la spesa è cresciuta del 20% a causa dell'insufficiente programmazione delle assunzioni e della fuga di professionisti verso altre regioni o settori privati. Chiediamo alla politica che un coinvolgimento, dei cittadini. Noi rappresentiamo non solo i dirigenti sanitari ma anche i cittadini che curiamo.
Catania ricorda Salvatore Novembre, l'operaio vittima del luglio di sangue del 1960, in occasione delle proteste antifasciste che in tutta Italia ci sono state contro il governo Tambroni. Era un monocolore democristiano con l'appoggio esterno del Movimento Sociale. Servizio di Orazio Longo. Come concepire oggi un moderno antifascismo, un antifascismo che si propone in positivo come modello alternativo di società. Giustizia per Timida, la battaglia delle associazioni Leal e Balzò per la cagnolina del quartiere, di un quartiere, legata sui binari e uccisa così a Siracusa. Spunta la confessione shock di un uomo, mi hanno chiesto di farlo e intanto le volontarie chiedono alla procura di indagare. Emanuela Corsi. È proprio vero che la crudeltà dell'uomo non ha limiti e la tragica storia di Timida, un'anziana cagnolina di strada, ne è la dimostrazione. Timida e Tommy erano due cani di quartiere che vivevano da 12 anni in zona Lido Sacramento a Siracusa, accuditi da volontari delle associazioni che si occupavano anche di una colonia felina. Questa era la sua casa, non la dimenticheremo mai, soprattutto non ci fermeremo finché non ci sarà giustizia per Timida. Il 15 aprile scorso la colonia è stata distrutta, le cucce gettate in mare, mentre i cani sono spariti. Poi l'atroce scoperta. Timida era stata legata ai binari ed era rimasta lì, in agonia, finché un treno non l'ha travolta e uccisa. Una fine terribile che ha suscitato lo sdegno non solo in città, dove sono spuntati manifesti e foto dei presunti responsabili, ma anche nel resto del paese. Pochi giorni fa è spuntato un testimone, un muratore della zona, che ha rilasciato una piena confessione in procura. L'uomo ha raccontato di essere stato incaricato da un avvocato del posto affinché provvedesse, dietro compenso, a fare sparire i cani. Ho fatto sì, 350 euro. Ho offerto. L'avvocato mi aveva detto a me di trovare qualcuno per sia levare cucce e svuotare tutto là, il tappeto verde, gatti e tutto. Significa, mi aveva detto, come mi ha detto l'avvocato, andata senza ritorno. Il muratore a sua volta si sarebbe rivolto a due giovani. E io gli avevo detto che non è cosa mia. E ho trovato due ragazzi che si sono portati i cani. Dopo la denuncia non si è mosso nulla, dicono le volontarie, che chiedono giustizia per Timida. Perché davanti al nome del mandante si è fermato tutto. Dopo giorni di ricerche, Tommy, l'altro cagnolino, che è riuscito a scappare dai suoi aguzzini, è stato ritrovato e oggi è stato adottato da una famiglia. È un gesto veramente inaccettabile, oltre che ignobile. Mandante e esecutori siano puniti, è la richiesta dell'opinione pubblica che facciamo nostra. Ci fermiamo adesso, tra poco il calciomercato, salta clamorosamente l'affare. Chiedo scusa, prima ancora del calcio c'è ancora un servizio molto interessante di musica che riguarda la celebrità. Nel cuore di Agrigento si è fatto un affettuoso omaggio a Pino Daniele. I musicisti storici di Nero a metà sono riuniti in un unico spettacolo nella suggestiva cava dell'Efebo. Vediamo con Davide Sardo. Un'esplosione di ritmo, emozione e identità partenopea. Agrigento omaggia Pino Daniele con uno show che fa vibrare l'anima. Tutto cresce e se ne va. Passo tempo e non va bene più. A 45 anni dall'uscita di Nero a metà, gli storici musicisti di quell'album iconico si riuniscono nella cava di tufo del Teatro dell'Efebo per il Nero a metà Experience, evento clou del Festival Off. Sul palco
palco, tra gli altri il basso travolgente di Gigi Del Rienzo e le tastiere di Ernesto Vitolo, protagonisti del sound inconfondibile di Pino. Io rimango sveglio, cercando qualcuno che vuole fumare a metà. Un omaggio che attraversa le epoche tra soul, funk e poesia napoletana, perché la musica di Pino Daniele non ha mai smesso di parlare al cuore. Sì, è il momento della pausa, tra poco il calciomercato, salta clamorosamente l'affare Elia per il Palermo, poi ci saranno le ultime su Catania, Siracusa. Vi aspetto. Calciomercato, salta clamorosamente l'affare Elia per il Palermo, rosanero, che però hanno già trovato l'alternativa, ovvero Giasì dall'Empoli. Marco Gullà. Il calciomercato è fatto anche di dettagli e i dettagli in questo momento stanno clamorosamente facendo saltare la trattativa tra il Palermo e lo Spezia per Salvatore Elia. Quando tutto sembrava definito con un accordo raggiunto per un contratto triennale è arrivata una brusca frenata che ha irritato non poco la dirigenza rosanero. A far saltare l'intesa sarebbero stati alcuni dettagli che, come spesso accade nel calciomercato, possono fare la differenza. E il Palermo però non è rimasto a guardare e ha virtualmente chiuso per Emanuel Giasi, esterno destro dell'Empoli, nato proprio a Palermo e già da tempo nel mirino del direttore sportivo Carlo Osti. Accordo praticamente raggiunto in attesa di essere ufficializzato. Verso Palermo anche Palumbo, con cui si sarebbe trovata una quadra. Niente Sarici, che opta per altri lidi, al Modena andranno 2 milioni di euro. Intanto da oggi sono in vendita biglietti per l'amichevole di giorno 9 agosto tra il Palermo e il Manchester City, prelazione per gli abbonati, poi da giorno 18 vendita libera. Il Renzo Barbera, considerate le tante richieste, dovrebbe essere sold out. Si delineano i non convocati del Catania in vista del ritiro di Norcia, diversi giocatori in uscita. A Siracusa si lavora per la costruzione della rosa. Francesco Triolo. Le ufficialità sono attese a breve, ma intanto l'arrivo di alcuni giocatori al Massimino per sottoporsi alle visite mediche in vista del ritiro di Norcia che scatterà la prossima settimana danno già l'idea di chi potrà far parte del gruppo rossazzurro e chi no. Ci sarà nel nuovo Catania Tiago Casasola già in città, così come si attendono le ufficialità di Pieraccini e Donnarumma. Intanto tra i giocatori che resteranno fuori dai convocati spiccano i nomi di Anastasio, Guglielmotti e Montalto, per i quali si sta cercando una sistemazione o si sta lavorando alla risoluzione del contratto. Tra confermati e vecchie conoscenze di rientro alla base, Cicerelli, D'Andrea, Silvestri, ci sono inoltre alcune posizioni da chiarire. È il caso di Jimenez, la cui permanenza a Catania non è scontata. Il trequartista, che a metà della scorsa stagione sembrava uno dei punti fermi della squadra anche in ottica futura, ha destato l'interesse di altri club. A condizioni di mercato favorevoli, il giocatore può partire. In uscita c'è anche Mattia Maffei, lo scorso anno diviso tra Cavese e Trento. Anche a Siracusa si lavora alla costruzione della squadra. Gli azzurri ripartiranno da Sarao, Limonelli, Candiano, Bonacchi, tutti riconfermati. Il direttore sportivo Antonello Laneri è ancora da ufficializzare, ma è già al lavoro per il mercato. In base ai tempi di costruzione della rosa verrà decisa anche la data di partenza del ritiro. Il Trapani, club più attivo sinora, è sempre sulle tracce di Giacomo Corona, sul quale però adesso si è inserita anche la Juve Stabia, rendendo più complicata la trattativa. E noi intanto ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento lo sapete per le 20, grazie e buon pomeriggio.